Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quel che succede in Veneto e non solo in Veneto, perché abbiamo iniziato la nostra informazione dal Green Pass, che è una notizia di carattere nazionale. Ricordiamo ancora quello che succede oggi. Consiglio dei Ministri in programma per decidere per la stretta finale su questo passaporto vaccinale o comunque per chi ha fatto i tamponi, per chi deve fare delle cose. Non sappiamo ancora che cosa e come si potrà fare, quindi grande incertezza. Prima del Consiglio dei Ministri, cabina di regia, prima ancora confronto Stato-Regioni, quindi siamo davvero in alto mare, non possiamo fare altro che aspettare notizie che riguarderanno anche il mondo dello sport, perché il Green Pass di sicuro avrà ricadute anche sullo sport. Si parla molto di aziende, si parla molto di scusate perché stavamo vedendo un collegamento in arrivo proprio sullo sport, si parla molto di aziende, dicevamo, si parla molto di lavoro, si parla molto di esercenti, di bar, locali, pizzerie, tempo libero, ma bisogna mettere nella lista dei temi legati a doppio filo con il Green Pass anche quello dello sport. Ce ne parla il nostro Alex Giuliano, il nostro esperto anche di sport, oltre che di molte altre cose, che in questo momento è proprio in uno dei campi sportivi di Bassano. Vediamo una bella erba verde alle sue spalle. Sintetica o naturale, Alex? Ciao Ferdinando, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa è erba naturale, quindi il manto erboso tenuto veramente bene qui ad Angarano, dove siamo stati accolti veramente da tantissime domande da parte di istruttori e allenatori di un camp estivo che ha chiuso proprio 5 minuti fa per accompagnare i bambini a pranzo. Insomma, tanti ci hanno chiesto proprio informazioni legate al Green Pass e ai tamponi nel mondo dello sport dilettantistico. Che cosa sta succedendo? È un po' sulla bocca di tutti, insomma, questo argomento. Sembra che si vada, soprattutto per quello che riguarda gli sport agonistici a livello dilettantistico, verso una decisione che sicuramente avrà delle ripercussioni importanti sia dal punto di vista economico che organizzativo per le società, cioè riprendere l'attività sportiva, consentire di praticare l'attività sportiva a livello agonistico solo a chi è in possesso del Green Pass oppure tramite lo screening con i tamponi settimanali. Parliamo di calcio perché noi veniamo da un mini campionato di eccellenza che si è concluso poche settimane fa e ha visto le poche società partecipanti spendere oltre 2-3 mila euro al mese per sostenere i costi dei tamponi, mettendo in difficoltà anche le strutture del posto, perché ricordiamo che nello sport dilettantistico ci si allena la sera principalmente, soprattutto nel calcio, e quindi trovare laboratori, medici, infermieri e strutture disponibili a effettuare tamponi alle 7 di sera, 8 di sera, non è facile. Sembra che si vada in questa direzione per dare il via libera ai prossimi campionati e quindi le centinaia di società dilettantistiche del posto dovranno sicuramente fare i conti in tasca con una spesa importante, ma anche capire a livello organizzativo come ci si può muovere. Alex, naturalmente in questo caso abbiamo parlato delle centinaia di società dilettantistiche locali, ma è un tema che riguarda, a parte tutta Italia, un numero davvero enorme di sportivi in tutto il Veneto, che riguarda sì i dilettanti, ma anche ad esempio gli amatori, le persone che hanno voglia di fare sport. Siccome lo sport in Veneto è molto importante e lo abbiamo visto anche, insomma, iniziano le Olimpiadi fra pochissime ore, la pattuglia veneta è decisamente nutrita. Sappiamo che lo sport nella nostra regione è uno dei pilastri assieme al lavoro e a altri temi molto importanti. Però Alex, tu che idea ti sei fatto? Tu hai seguito, hai avuto la fortuna o la sfortuna, dipende dai punti di vista, di seguire l'evoluzione del mondo del calcio dilettantistico pre-Covid e attualmente lo stiamo vivendo nel bel mezzo di una pandemia. Che cos'è cambiato? Cosa sta cambiando in questo mondo? Intanto fatti dire una cosa, che la vittoria dell'Italia agli europei
ha riportato grande entusiasmo non solo nel mondo del calcio dilettantistico ma proprio dello sport in generale. E le Olimpiadi adesso, dicevi giustamente che la pattuglia veneta è ben nutrita, pensate che ci sono solo, per quello che riguarda gli atleti vicentini, sono 20 quelli che parteciperanno alle Olimpiadi di Tokyo. Le Olimpiadi e gli europei sicuramente hanno riportato un po' di entusiasmo, non dico che siano riusciti a cancellare le difficoltà di questi 16 mesi complicati che ci siamo lasciati alle spalle, ma sicuramente stanno aiutando. La scelta di mantenere comunque alto il livello di guardia, di adottare protocolli rigidi, da una parte trasmette sicurezza, soprattutto per quello che riguarda lo sport giovanile, le famiglie sono contente che vengano adottati questi protocolli, dall'altra inevitabilmente bisogna fare i conti con delle difficoltà strutturali, organizzative ed economiche. Sta di fatto che, come giustamente dicevi, lo sport è un pilastro importante per il Veneto, è un pilastro importante per la nostra zona, si respira un cauto ottimismo. Se questa domanda me l'avessi fatta 10 giorni fa ti avrei detto che si respira un grande ottimismo. Adesso, considerata anche l'evoluzione pandemica, l'ottimismo è un po' più contenuto. Allora Alex, tutte queste cose noi le raccontiamo sia nei nostri telegiornali che nella tua trasmissione quotidiana Sport in Casa. Parliamo di calcio naturalmente, ma parliamo anche di molti altri sport, quindi invitiamo i nostri telespettatori a seguirti in questa interessantissima pausa dalla cronaca proprio in fascia TG, e naturalmente racconteremo anche l'evoluzione della ricaduta del Green Pass sul mondo dello sport. Ti ringraziamo per questo collegamento. Se ci sono altre notizie da Bassano, non esitare a contattarci, come sempre le ridaremo in diretta. Grazie a tutti. Torniamo in studio, ringraziamo Alex Giuliano, adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo perché fra poco andiamo a Padova per un evento molto importante. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Abbiamo visto come il Green Pass stia portando ripercussioni su tutto lo scibile, su tutta la quotidianità di ognuno di noi. Abbiamo sentito parlare le aziende, le imprese, le sentiremo parlare ancora, perché anche Confartigianato Vicenza dice sull'ipotesi di Green Pass in azienda, collaborazione e responsabilità, questo è un momento cruciale per la ripartenza delle nostre imprese, dice Gianluca Cavion, presidente appunto di Confartigianato Imprese Vicenza. L'obiettivo delle nostre imprese e aziende sin dai primi mesi della pandemia è sempre stato quello di garantire la sicurezza del luogo di lavoro, investendo nelle misure previste per ridurre al massimo il rischio di contagio, utilizzando anche dove è possibile modalità di lavoro agile e smart. Quindi ci pare di capire che gli industriali siano pronti a una collaborazione, comunque a una presa l'ennesima presa di responsabilità. Vedremo che cosa succederà nelle prossime ore. Abbiamo sentito anche le ricadute sul mondo dello sport, in questo caso dilettantistico, ma anche quello dei professionisti, da parte dell'arrivo del Green Pass, di cui si parlerà nell'intera giornata di oggi e sicuramente anche domani. Ne parlerà di sicuro Luca Zaia domani alle 12:30 qui su Rete Veneta, canale 18 e sulla nostra pagina Facebook. Ne parliamo poi con i nostri colleghi dalle varie redazioni e parliamo anche però di Novax, di antivaccinisti, perché l'ospedale di Padova attende l'elenco dei medici non vaccinati. Che lei sappia, i medici non ancora vaccinati stanno recuperando, si stanno facendo avanti, intendo. Allora, spiegavo ieri, lo rispiego adesso, noi come azienda ospedaliera stiamo attendendo dalle ULSS di residenza dei singoli professionisti l'elenco delle persone appunto che non sono state vaccinate. Poi ci sono persone che hanno motivo per non essere state vaccinati, vedi patologie presenti in loro, oppure persone che proprio non vogliono vaccinarsi. Quindi quando avremo questo elenco di persone attiveremo quelli che sono i percorsi previsti appunto dalla normativa in questi casi. Abbiamo in azienda ospedaliera persone che risiedono sicuramente nella provincia di Padova, ma anche tante che risiedono in altre province del Veneto e anche tante che risiedono fuori regione. Quindi sono tempi per noi che saranno un po' lunghi per ricevere appunto l'elenco completo di queste persone. Certamente man mano che arriva dalle varie aziende questo elenco lo mettiamo in pratica, i percorsi previsti dalla normativa.
Situazione molto simile a Vicenza, dove sono stati già sospesi i primi operatori sanitari che hanno deciso di non vaccinarsi. Sospesi dal lavoro. Sono a casa da oggi, mercoledì 21 luglio, i primi 34 operatori sanitari Novax dell'Uslotto Berica. La sospensione era già nell'aria da sabato, ma è diventata effettiva solo ora. A darne comunicazione è la stessa direzione generale dell'azienda sanitaria, che precisa che la sospensione dall'attività operativa è dovuta in quanto non hanno fornito adeguate giustificazioni alla mancata vaccinazione anti-Covid. Si tratta di 34 operatori appartenenti a varie categorie e servizi dell'azienda, intesi quali medici, infermieri, ma anche OS, tecnici dei laboratori dei distretti sanitari dell'azienda sanitaria pubblica. Parliamo quindi non solo di operatori di Vicenza, ma anche delle altre strutture vicentini presenti sul territorio dell'Uslotto. Il provvedimento, precisa l'azienda in un comunicato, non avrà conseguenze dirette sui servizi erogati ai cittadini, seppur necessariamente ciò abbia comunque comportato una riorganizzazione e ridistribuzione interna di altre risorse di personale. Qualora i sanitari sospesi presentassero il certificato vaccinale, sarà attivata immediatamente la procedura di revoca del provvedimento. Rimangono intanto al vaglio ancora oltre un centinaio di posizioni per le quali la commissione tecnico-scientifica dell'azienda sta valutando le motivazioni di incompatibilità con la vaccinazione o altra documentazione, mentre ne resterebbero ancora una settantina da prendere in esame. Sul piede di guerra le organizzazioni sindacali alla notizia della sospensione. Noi siamo pronti a collegarci con Padova per un evento molto particolare, però aspettiamo l'ingresso in Skype del nostro Guido Barbato. Nel frattempo andiamo a vedere una notizia che ci arriva dall'ULSS 7 Pedemontana, perché l'ULSS 7 appunto non è più Covid free. C'è un'anziana che era non vaccinata ricoverata a Sant'Orso. L'ULSS 7 Pedemontana non è più Covid-free. Martedì sera è stata ricoverata nell'area Covid dell'ospedale di Sant'Orso una donna di 85 anni positiva al coronavirus non vaccinata. La paziente risulta essere stata contagiata a seguito di contatti con alcuni familiari, anche loro non vaccinati, in occasione di una vacanza trascorsa insieme. Il timore è che, soprattutto con la diffusione della variante Delta, nei nostri ospedali tornino i ricoveri. Per questo viene lanciato l'appello a tutti a sottoporsi alla vaccinazione, soprattutto le fasce più anziane e fragili della popolazione. A oggi nell'ULSS 7 ci sono 31.000 posti disponibili per la prenotazione del vaccino fino all'8 settembre. Questa era la notizia che ci arrivava dall'ULSS 7 Pedemontana. Adesso invece voliamo direttamente a Padova con Guido Barbato per una notizia un po' particolare. Raccontaci, Guido, buongiorno. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti. Restiamo in tema sanitario in qualche modo perché sono fuori dalla sede dell'Istituto Oncologico Veneto, sede di Padova, dove è in corso una singolare, chiamiamola conferenza stampa, o forse è meglio un saluto, un ringraziamento a un giovane vicentino di Due Ville che si chiama Lorenzo Rama, 22 anni, il quale 2 anni fa venne colpito da sarcoma, ovvero da quel tumore ancora piuttosto ignoto, su quale si lavora molto nella ricerca, perché è il tumore che colpisce in particolare le parti molli del nostro corpo, tutte le parti non ossee e non esattamente gli organi che servono per il funzionamento. Dopo 2 anni di cure Lorenzo è guarito da questa tremenda malattia e ha deciso allora di inforcare la sua bicicletta e di percorrere 250 km circa in 5 tappe in giro per la nostra regione, per sensibilizzare le persone al problema, sulla conoscenza dello IOV, sui sarcomi e per una raccolta fondi a favore dell'ente. Ora vorrei anche farvi vedere questo giovanotto in questo momento, se riesco, che appunto è intervistato dai colleghi della stampa locale e anche appunto dalla nostra televisione per il telegiornale di stasera. Eccolo qua, con la sua mountain bike, attorniato da telecamere e microfoni, dopo aver portato a termine questa meritoria operazione di sensibilizzazione dei veneti nel tema della prevenzione. I dati dicono che in Italia ci sono 3.600 nuove diagnosi ogni anno del sarcoma. In Europa si stimano circa 28.000 casi in tutta Europa, mentre quindi è un tumore piuttosto raro e è giusto ricordare che luglio è il mese internazionale del sarcoma, di modo che la gente venga anche informata su questo tipo di malattia così difficile da affrontare. Eccolo qua, Guido, Lorenzo Rama da Due Ville.
Allora, intanto grazie per questa notizia, una notizia positiva all'interno di un telegiornale oggi decisamente pieno di notizie frammentarie e confusionarie che riguardano anche il Green Pass e una situazione insomma non proprio rosea per quanto concerne l'emergenza coronavirus. Naturalmente tutto questo lo vediamo nei nostri telegiornali stasera, anche nel TG Bassano, visto che il ragazzo è del territorio della Pedemontana. E io approfitto della tua presenza qui, dopo ti lascio andare perché le interviste sono importanti in questo momento. Abbiamo novità per quanto riguarda Padova o ne parliamo più tardi? Ma le novità per quanto riguarda il vaccino e i contagi sono ferme al momento ai dati di ieri sera, che dicono che, insomma, che i contagi siano in aumento, ma la situazione al momento non sta stressando le strutture ospedaliere perlomeno. Certo si vigila molto sulla situazione degli operatori sanitari che si devono vaccinare. Pare che su 8.850 medici ce ne siano 96 che si devono ancora vaccinare. È un numero piuttosto considerevole invece di operatori sanitari che potrebbe, ma è giusto usare il condizionale, alla lunga anche mettere in difficoltà le pur ben organizzate ed efficienti strutture ospedaliere padovane. Almeno queste sono le ultime notizie. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera attende l'elenco di queste persone per poi attuare le eventuali disposizioni stabilite da Ministero e Regione. Abbiamo appena visto l'intervista ad Alben, quindi questa è una notizia che siamo riusciti a dare proprio ai nostri telespettatori. Giornata, dicevamo, un po' complicata. Guido, noi ci risentiamo comunque fra un pochino prima della chiusura del telegiornale per fare un riassunto di Padova. Intanto ti ringraziamo per questo collegamento, buon lavoro. Grazie a tutti, a dopo allora, ciao. Torniamo in studio perché sono arrivati i dati dell'emergenza coronavirus e, come dicevamo prima, non sono proprio dati bellissimi o confortanti. Perché? Perché, ecco, li stiamo vedendo insieme a voi adesso, vedete, per la prima volta, 21 luglio ore 8, 819 nuovi casi. Questo è un numero che non si vedeva da un po', decisamente da un po' di tempo in questa tabella, in questa grafica. Siamo saliti con un balzo sopra quota 8.000 perché siamo addirittura a 8.462, quindi questi due numeri ci confermano una ripresa importante del coronavirus e anche questo è un motivo che porterà domani Luca Zaia a fare una conferenza stampa, riprendere la conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera alle 12:30 qui su Rete Veneta e sulla nostra pagina Facebook. Siamo a 430.664 veneti che sono risultati positivi dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono 410.573 i guariti, sono purtroppo 11.629 le persone che hanno perso la vita a causa del Covid, però lo ricordiamo, i dati veramente che lasciano un po' perplessi in questo momento sono questi: 819 nuovi casi con una preponderanza, vediamo dove sono maggiormente concentrati. Ancora una volta Verona paga lo scotto di questa situazione, 128 a Venezia, 165 a Treviso, 140 a Padova, dati minori per quanto riguarda tutto il resto. Andiamo nella seconda parte della tabella che non abbiamo ancora visto neppure noi perché l'abbiamo mandata in onda condivisa con voi nel momento stesso in cui ci è arrivata, per capire la situazione della sanità del Veneto. Allora, 247 ricoverati in area non critica, di cui 185 guariti, 62 positivi, numeri un po' in crescita anche per quanto riguarda le terapie intensive, con 10 ricoverati e ancora positivi, 8 ricoverati che si sono negativizzati per un totale di 18 persone. Vediamo dove sono i ricoverati positivi: Anegrar, Villafranca, Vicenza e poi Treviso, Cafoncello, Verona 2, Padova altri 2. Ultimo dato di questa tabella da vedere insieme: sono 15 le persone, sono 15 è il bilancio positivo di 15 unità per quanto riguarda l'area non critica, bilancio negativo di 2 unità per quanto riguarda la terapia intensiva. Notizia importante: non ci sono neanche oggi decessi da segnalare e questo è davvero davvero importante perché vuol dire che l'onda lunga non sta colpendo le persone fragili, potrebbe essere legato ai vaccini. Questo ci dicono le autorità, ovvero i veneti sono vaccinati. Vediamo fra pochissimo i dati, li vediamo però
dopo la pubblicità, perché sono arrivati anche le tabelle delle vaccinazioni. Noi facciamo una brevissima pausa adesso, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come abbiamo detto, finora il tema di giornata è quello della sanità e quello del coronavirus che torna ad alzare la testa in Veneto. Abbiamo visto i dati poco fa, perché si fosse messo all'ascolto solamente ora, ve li ridiciamo, sono più di 800 i nuovi casi riscontrati nelle ultime ore, sono 819 per un totale di 8.462 persone. Questa è una risposta a chi dice che ne eravamo fuori. Se sia legata o meno a quello che si è visto una decina di giorni fa con i festeggiamenti per la vittoria degli europei o alle intemperanze di fine settimana, questo non possiamo dirlo, magari ce lo dirà qualcuno che se ne intende, ce lo dirà magari domani. Luca Zaia, il presidente, sarà in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera domani alle 12:30 qui su Rete Veneta e sulla nostra pagina Facebook. Se i dati dell'emergenza coronavirus non sono poi così buoni, sono invece decisamente positivi quelli dei vaccini. Vediamoli assieme con la regia di Renzo Rigon. Allora, più 42.000, quindi siamo sopra i 40.000, le 40.000 inoculazioni, sono 42.455 le dosi somministrate, sono 5.091.000 dall'inizio della campagna vaccinale, che ricordiamo subito dopo Natale. Le prime dosi sono state 8.137, il totale delle prime dosi inoculate è di 2.000.007, quindi ci pare di capire che più di metà dei veneti sia coperta con la prima dose, però la cosa interessante è che la forbice fra la prima e la seconda dose si assottiglia, siamo a 2.348.000 cicli completati, 34.000, un dato interessante nella sola giornata di ieri. Il Veneto sta andando verso un esaurimento, non così rapido naturalmente, però delle rimanenze, perché sono state somministrate il 92% delle dosi a disposizione. Qui saltiamo perché è una grafica un po' particolare, vediamo invece, allora 59,1% della popolazione totale in Veneto ha almeno una dose, 47,7% è coperta, ci stiamo avvicinando al 50%, una data storica sarà quella in cui metà dei veneti, 50% dei veneti avranno il ciclo completo per quanto riguarda il vaccino. Poi sintesi per classi di età, anche qui molto importante, perché sappiamo che se dai 60 anni in su è buona la copertura per quanto riguarda la prima dose, per quanto riguarda la seconda dose insomma inizia a essere buona dai 70 anni in su, poco scarso il movimento per quanto riguarda i giovani, la fascia fra i 40 e i 60 ancora un po' traballa, però c'è movimento e questo è molto molto importante. Poi sommata, unita, contigua a questa tabella c'è la tabella delle persone fragili, perché se gli anziani sono in via di copertura quasi totale o importante comunque, lo sono anche le persone disabili e vulnerabili, 80-82% per la prima dose, 75-77% per il ciclo completo. Ricordiamo che questi dati sono importantissimi perché ci fanno capire che fasce ampie della popolazione che rischierebbero in caso di contatto con il coronavirus di andare in ospedale, di andare in terapia intensiva, di avere ricadute forti, gravi per quanto riguarda la salute, sono invece coperte. Quindi è tutto un insieme, un equilibrio molto molto importante e altrettanto precario, che però si regge in piedi per ora grazie alle vaccinazioni importanti. Scendiamo ancora nella tabella delle inoculazioni settimanali, abbiamo fatto 303.000 la scorsa settimana, a ieri mercoledì vediamo siamo a 131.240 in 3 giorni, insomma è plausibile pensare che si possa arrivare tranquillamente a superare le 303.000 unità anche in questa settimana. Poi vediamo come corrono le aziende sanitarie del Veneto. Sicuramente la
l'ULSS 6 Euganea raggiungerà il 1 milione di unità somministrate. Questo lo diciamo anche a beneficio dei nostri colleghi per un eventuale approfondimento. Cerchiamo sarebbe molto interessante vedere dove verrà inoculato la milionesima dose in provincia di Padova. Poi 900.000 per la Scaligera, 903.000 per la Marca Trevigiana, siamo a 900.000 anche in provincia di Venezia con la sommatoria del ULSS 3 e ULSS 4, poi tutti gli altri a seguire, quindi importante la situazione della campagna vaccinale. Torniamo in studio, questi erano i dati preoccupanti da una parte, quelli dell'emergenza e dei contagi, non preoccupanti per ora quelli degli ospedali, decisamente confortanti invece quelli dei vaccini. Questa manovra a tenaglia dovrebbe riuscire in tempi, speriamo molto rapidi, a rassicurare un po' tutti sul futuro di questa emergenza coronavirus. Allora, andiamo avanti con i nostri servizi. Parliamo ancora di medici non vaccinati, perché il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova avverte massima intransigenza. Ci sarà assoluta intransigenza. Questo sarà l'atteggiamento dell'Ordine dei Medici di Padova nei confronti dei colleghi che continueranno a non vaccinarsi. Al momento sarebbero 96 su 8.900 iscritti. I medici che attualmente, dalle notizie che abbiamo, non si sono ancora vaccinati, per quanto riguarda l'Ordine di Padova, sono circa un 95-96, tenendo conto che abbiamo 8.900 iscritti. Quindi diciamo che è un fenomeno abbastanza residuale, ma su queste situazioni non ci saranno sconti. È assolutamente inconcepibile che un medico possa praticare la professione non riconoscendo l'indispensabilità dei vaccini. E quindi su questo non ci saranno sconti per nessuno. Nel momento in cui ci verranno comunicate le sospensioni da parte delle aziende, noi ne daremo immediatamente seguito e daremo anche pubblicità alla cosa. Non è un problema di ghettizzazione, è un problema di tutela della salute pubblica, perché è stabilito dalla Costituzione che l'interesse della salute collettivo passa attraverso la salute dell'individuo, ma è un interesse primario dello Stato, e quindi l'Ordine, come organismo ausiliario dello Stato, ha l'obbligo della tutela della salute della collettività. Il dottor Crisarà ha anche espresso la solidarietà dell'Ordine Padovano alla collega Samantha Grossi, presidente delle professioni infermieristiche del Trevigiano. La dottoressa è stata minacciata anche pesantemente con messaggi al telefono e sui social dopo il suo intervento alla trasmissione Focus condotta dal nostro direttore Luigi Bacialli, criticando la posizione degli operatori sanitari veneti che non vogliono vaccinarsi. La mia piena solidarietà alla dottoressa, di cui ho molto apprezzato anche la posizione durante la riunione in regione. Poi, se mi permette una battuta, non ho la corporatura della dottoressa per essere così facilmente minacciato, e le posso garantire che quello che scrivono sui social assolutamente non mi sfiora. Chiudiamo per un attimo la parentesi dedicata all'emergenza coronavirus, ma rimaniamo a Padova per parlare dei dati sui redditi, perché anche quest'anno si conferma una tendenza che non si riesce a spiegare. Le donne guadagnano meno degli uomini. I padovani guadagnano più delle padovane e i residenti in città guadagnano più di chi vive nell'alta e nella bassa padovana. A dirlo un'analisi condotta dal servizio fiscale del CAF della CGIL Euganea, che ha analizzato 40.000 dichiarazioni di redditi per l'anno fiscale 2020. Volevamo andare a verificare la distribuzione della ricchezza all'interno delle 3 aree della provincia, quindi Alta Padovana, Bassa Padovana e Centro, inteso come Padova e comuni limitrofi. Per ricchezza noi abbiamo inteso sia la partita dei redditi, ma anche quella delle detrazioni e quindi di tutti gli importi detraibili in sede dichiarativa. In tutta la provincia di Padova le donne guadagnano, stando ai dati forniti dal sindacato, circa 8.000 euro l'anno in meno degli uomini. La bassa padovana si conferma l'area più svantaggiata. Oltre ad avere redditi più bassi, sono minori anche le spese presentate per le detrazioni, sia per l'istruzione dei figli, i trasporti o da recuperi edilizi e mutui.
La disparità di genere è confermata in misura consistente, le donne percepiscono nell'intera provincia 8.000 euro rispetto agli uomini, l'Alta Padovana, lavoratori e pensionati percepiscono un reddito inferiore rispetto a Padova Centro e comuni limitrofi, ed anche questo, eppure sappiamo che l'Alta Padovana è una zona considerata ricca, ma evidentemente il reddito non è distribuito equamente. La povertà della bassa padovana, definita qualche anno fa area di crisi non complessa, dove sicuramente dovranno essere investite una parte delle risorse europee, e questo è molto importante. Ed infine le detrazioni, dove nell'area più povera, che è quella della bassa padovana, perfino spese come l'istruzione o la sanità vengono risparmiate perché non sostenibili, perché per chi è in condizioni di disagio. Rimaniamo a Padova con l'ampliamento di un parco all'Arcella. Il parco Milkovic sarà ampliato. Questo è l'annuncio fatto dagli assessori comunali Gallani e Ragona. 5.600 metri quadri in più per il polmone verde del quartiere Arcella. Quello che succederà è che il parco verrà ampliato nella sua zona nord, aumentando il verde di circa il 20%, con quasi 6.000 metri quadri in più di area verde. Un progetto da 160.000 euro approvato ieri in giunta, che comprende tutto quello che riguarderà la nuova area, e quindi sia la parte erbosa che tutti i nuovi alberi, ovviamente anche il vialetto che arriva via Rubaltelli e che rende coerente questo ingrandimento del parco in un'area, quella dell'Arcella, fortemente urbanizzata, in cui era noto che si erano definiti dei diritti edificatori proprio in quell'area. Invece con il collega Andrea Ragona, quindi con l'assessorato all'urbanistica, è stato fatto un lavoro per cercare di ridurre la porzione di suolo consumata e permettere quindi un aumento del parco, che diventerà bene di tutti. I lavori nel parco dovrebbero partire nel 2022. I costi sono di 160.000 euro, che comprendono quindi sia il progetto, le opere da fare, sia la parte di esproprio. Con questo progetto poi si va alla variante urbanistica, che ci permette di intervenire sui diritti che erano stati acquisiti. Una volta terminato l'iter amministrativo, nel corso del prossimo anno si potrà anche vedere l'ampliamento del parco. Cambiamo ancora argomento, è un argomento veramente importante in Italia in questo periodo, perché la pandemia non ha cambiato di molto una situazione che era già gravissima, ovvero quello della sicurezza sul lavoro, troppi morti sul lavoro in Italia, l'ennesimo infortunio mortale in una fornace. Cosa è successo? Qualcuno è caduto. È caduto? Sì. Ma come mai? Non lo so, io lavoro in altro parti. Lavoro sempre con lui. Ho capito, è caduto dalla scala? Non lo so, perché i carabinieri detto no, vieni dentro. Prime testimonianze frammentari di un dramma che si è consumato intorno alle 13 alle fornaci Grigolin di Ponte della Priula. Diop Aziz, senegalese operaio di 24 anni, è deceduto durante un normale turno di lavoro iniziato alle 7:30 di questa mattina dopo un volo di una decina di metri da una balaustra all'interno del reparto cottura per la produzione della calce. Un incidente sul lavoro che per la proprietà non ha un perché. Non si comprende la dinamica, che è infatti in fase di accertamento. Il lavoratore stava eseguendo una comune operazione di pulizia su delle scale, munito di tutti i dispositivi di sicurezza, in un luogo sostanzialmente sicuro, dove non c'erano macchinari. È caduto appunto dalle scale, quindi è al vaglio se si sia trattato di un malore o di una manovra errata del lavoratore. Subito soccorso prima dai compagni di lavoro e poi dai sanitari giunti in elicottero. Per il giovane c'è stato poco da fare se non decretarne la morte dopo circa mezz'ora di tentativi di rianimazione. Sul posto polizia e carabinieri e i tecnici dello Spisal per tutti i rilievi del caso, ma soprattutto i titolari increduli per quanto successo.
Non più tardi di lunedì Maurizio Grigolin, ricorda la figlia Francesca, aveva parlato ai dipendenti richiamandoli a maggiore attenzione per la sicurezza sul lavoro dopo quanto successo a Montebelluna con la morte in cantiere del giovane Mattia Battistetti. Tra l'altro questo è un impianto sostanzialmente nuovo del 2013. Assolutamente nuovo, dal punto di vista della sicurezza tutto in regola, azienda che da sempre è attenta a questi aspetti e quindi ancora per questo dispiace di più. Diop Aziz lavorava da 2 anni alla fornace dove è impiegato anche il padre. Colpita profondamente tutta la comunità senegalese di Ponte della Priula dove Diop viveva con la famiglia. Un caso su cui la procura aprirà un'inchiesta predisponendo l'autopsia sul corpo per capire se il giovane sia stato vittima di una disattenzione o di un malore fatale. Le sigle sindacali chiedono maggiore attenzione, chiedono interventi immediati per garantire la sicurezza sui posti di lavoro. 682 morti nel lavoro negli ultimi 10 anni in Veneto e la situazione con la pandemia, dopo la pandemia, è peggiorata. Noi chiediamo massima attenzione, chiediamo cultura della sicurezza, chiediamo che nelle scuole si insegni la sicurezza. Noi abbiamo bisogno di creare quel modo di lavorare giusto, buono e non che guardi solo al profitto. Gli infortuni sul lavoro, a volte anche con esito mortale, rimangono una ferita aperta in un Veneto impegnato a rimettere in moto la propria economia dopo le ristrettezze del lockdown. I dati dell'INAIL sono definiti preoccupanti da CGIL e Cislewill. In questi primi mesi del 2021 gli infortuni, in particolare quelli mortali, nella regione Veneto sono di gran lunga sopra la media nazionale. Dal 2020 al 2021 abbiamo registrato un più 25% in Veneto a fronte di un più 0,5% di media nazionale. Abbiamo bisogno di scelte politiche, di risorse, soprattutto di rinforzare la dotazione organica degli SPISAL e degli organi di vigilanza. Il 29 giugno CGIL e Cislewill hanno ottenuto la riapertura del tavolo sul piano strategico regionale su salute e sicurezza. Una forte assunzione di responsabilità è stata chiesta anche ai datori di lavoro. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, affermano i sindacati dalla manifestazione unitaria di Vicenza, sono valori e principi irrinunciabili. Una piazza molto calda, tanta voglia delle lavoratrici e dei lavoratori veneti di poter lavorare in sicurezza e quindi questo ci rende più forti anche nei confronti con le nostre controparti datoriali e anche con la Regione nel richiedere maggiori investimenti per la salute e la sicurezza nei posti di lavoro. Allora, cambiamo argomento, facciamo un salto al volo a Vicenza dove c'è la nostra Gabriella Basso che ci aspetta per una rapida infarinatura dei temi di giornata, per le ultime novità, poi facciamo una breve pausa pubblicitaria e torniamo dalla collega della redazione Berica. Buongiorno Gabriella, che cosa succede oggi a Vicenza? Buongiorno Ferdinando, telespettatori di Rete Veneta. Oggi in apertura parleremo probabilmente di Covid perché vi ricordate avevamo dato l'annuncio che c'era stato un ricovero per Covid in terapia intensiva all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Ebbene, purtroppo ieri il paziente, un 65enne non vaccinato, è deceduto nelle ore scorse praticamente, quindi si ripropone un po' il problema ancora una volta, se già non c'era, del discorso della vaccinazione. Ricordiamo anche che ci fanno presente che la famiglia del signore di 65 anni era tutta vaccinata, l'unico della famiglia che aveva scelto di non fare questa operazione era proprio lui e purtroppo possiamo dire che gli è costata moltissimo. Era stato ricoverato prima qualche giorno in malattie infettive, le sue condizioni si sono man mano aggravate e nonostante fosse stato intubato in terapia intensiva non ce l'ha fatta. Parleremo poi ovviamente anche del discorso dei 34 operatori sanitari che sono stati sospesi dal lavoro, quindi sono da ieri effettivamente a casa dal lavoro. Quindi una situazione che si preannuncia molto complicata da qui in avanti anche a Vicenza. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Ai nostri telespettatori chiedo di restare con noi perché fra un paio di minuti siamo di nuovo qui a parlare di cronaca e attualità. Chiedo alla collega di aspettare anche lei un paio di minuti. State con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo anche oggi in onda in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissimi temi, soprattutto di natura sanitaria, legati all'emergenza coronavirus. Green Pass si deciderà oggi, poi fra un attimo facciamo poi il riassunto di quello che accadrà oggi con la situazione del Green Pass. Speriamo di avere notizie ufficiali entro la serata in modo da capire che cosa cambierà per ognuno di noi da qui in avanti. Tanta cronaca per quanto riguarda la sanità, dicevamo, con gli operatori, i medici che non vogliono vaccinarsi, con tensioni fortissime anche all'interno della sanità regionale, non nella sanità regionale ovviamente, ma fra gli operatori, fra i medici e la gestione sanitaria, quindi temi un po' complicati oggi. Gabriella Basso, torniamo dalla nostra collega in centro storico a Vicenza. Ci sono altre notizie per ora da Vicenza? In questo momento il presidente di Confartigianato Vicenza è in prefettura e sta parlando proprio di questo argomento con il prefetto, quindi sarà da capire poi, è ancora in corso l'incontro, quindi sarà da capire poi cosa emergerà. A proposito di Green Pass, a proposito dei 34 medici che sono stati sospesi all'Uslotto Berica, bisogna precisare che abbiamo sentito il direttore generale Maria Giuseppina Bonavine che ha specificato che si tratta di 34 operatori sanitari che non hanno mai risposto ai solleciti, né presentando documentazioni né passando sotto, diciamo, l'esame della commissione per verifiche eventuali di necessità di non poter o di non poter fare appunto il vaccino per motivi sanitari o altro. Quindi sono proprio persone che non hanno mai dato nessun segno, tra virgolette possiamo definire così, di collaborazione in tema vaccinazioni. Per quanto riguarda la cronaca, ti posso dire che nel corso della notte ci sono state un paio di incidenti sia a Schio che a Montecchio Precalcino, ma anche abbiamo un arresto sempre a Schio per droga da parte dei carabinieri. È stato trovato un cittadino maladense con quasi 2 etti di marijuana in macchina durante un controllo e altra sostanza stupefacente è stata ritrovata in casa. Parleremo anche di evasione fiscale, un'altra operazione della Guardia di Finanza su questo tema. Insomma, cronaca molta e anche cose, diciamo, un po' più leggere, ecco, se vogliamo. Allora, questa sera nel TG Vicenza vediamo tutta la lista dei fattacci e dei fatti naturalmente avvenuti in città. Gabriella, noi ti ringraziamo per questo collegamento sempre importante per farci capire che cosa succede nell'area berica. Ovviamente abbiamo ancora 25 minuti di TG. Se ci sono novità non esitare a contattarci in qualsiasi momento da Vicenza, daremo le notizie come sempre in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi. Torniamo in studio, queste erano le prime news da Vicenza. Noi adesso invece andiamo a Bassano perché è partito un campo scuola molto particolare, un campo scuola delle penne nere. I ragazzi si sentono tutti carichi e entusiasti quindi di partecipare a questo campo. Anche se hanno la mascherina, li vedo sorridenti, vedo i loro occhi brillare perché dicono: che cosa ci aspetteranno in questi 12 giorni? Sorpresa! Partono così i campi scuola ANA, 12 giorni di alpinità e base di protezione civile per i ragazzi dai 16 ai 25 anni. 44 giovani di età diverse avranno la possibilità di conoscere, apprendere e apprezzare lo spirito alpino. Noi partiamo ovviamente dalle basi che sono la storia della nostra associazione, la storia del nostro territorio, la storia della nostra patria, però accanto alle lezioni di teoria avremo anche tutte le lezioni di pratica con la nostra squadra sanitaria, con gli esperti di Roccia, quindi in Valle Santa Felicita. Andremo al 7° Reggimento Alpini a Belluno a conoscere la vita degli alpini in armi, quindi poi faremo l'attività al Parco dell'Amicizia a Tezze con attività di salvamento fluviale, attività con i droni, attività quindi di montaggio e smontaggio tende. Sicuramente un'educazione formativa da non perdere perché potrà essere utile a livello scolastico per il riconoscimento di crediti formativi. Ho 2 fratelli maggiori che hanno fatto questa esperienza subito dall'inizio. Ho sentito parlare molto bene, si sono trovati bene, quindi volevo provare anch'io questa esperienza. Quindi quanto entusiasta sei da 1 a 10? 10. Mi aspetto un'esperienza che mi accresca e mi faccia maturare come tutte le esperienze che posso vivere a 17 anni. Allora, continuiamo nel territorio della Pedemontana con un tema completamente diverso. Noi ve l'avevamo annunciato, ve l'avevamo spiegato già qualche giorno fa, siamo vicini ai sindaci dei comuni con meno di 15.000 abitanti in una
battaglia che stanno portando avanti in merito a quelli che sono i fondi del Recovery Plan. Ne abbiamo parlato con uno dei primi sindaci a cui quali siamo entrati in contatto su questo argomento, con Morena Martini. Sentito cosa ci ha detto. Prima l'intervento in Parlamento dell'onorevole Germano Rachella, adesso le parole forti di Morena Martini, che si unisce al coro dei sindaci per chiedere che vengano riconosciute risorse anche ai comuni con meno di 15.000 abitanti. Una questione spinosa con il governo, che ha deciso di destinare gli 8,5 miliardi di euro a disposizione per il triennio 2021-2023 solo ai comuni al di sopra di 15.000 abitanti. Io non posso che essere arrabbiata per questa decisione governativa. Di fatto tutti i comuni sotto i 15.000 abitanti, che sono tantissimi, che sono quasi il 90% dei comuni d'Italia, si trovano esclusi fino al 2034 dalla possibilità di avere accesso a questi fondi. Comuni che magari avevano già dei progetti esecutivi pronti e aspettavano proprio questa possibilità per recuperare le periferie, perché anche nei nostri comuni ci sono le periferie, per magari proporre degli impianti sportivi nuovi o per andare a recuperare delle posizioni dei terreni, delle manifatture che avevano necessità di essere recuperate. Quindi noi sindaci ci troviamo a combattere con delle armi spuntate, a chiedere soldi ai nostri cittadini, ad essere esattori per conto dello Stato che si dimentica di noi. Tema che porteremo avanti perché è molto importante, molto sentito prima dai sindaci e poi accaduta naturalmente dai cittadini, perché come diciamo da tanto tempo, da quando è iniziata questa emergenza, i sindaci sono diventati il collo di bottiglia fra le necessità di un governo nazionale e le esigenze della popolazione. Un ruolo decisamente scomodo che però in questo caso li fa davvero arrabbiare. Stiamo raccogliendo testimonianze, stiamo raccogliendo le opinioni dei sindaci su questo argomento, ne parleremo di sicuro molto da qui in avanti. Torniamo a Padova perché si parla di lauree all'aperto. Posso chiederti quanto sei emozionata? Parecchio. Una cerimonia diversa dal solito. Sì, all'aperto, sì, meglio secondo me all'aperto. Di necessità virtù forse? Sì, forse sì, ma meglio così. Di dove sei, scusa? Pieve Tesino. Per la prima volta in quasi 800 anni di storia, l'Università di Padova ha conferito i diplomi di laurea all'aperto. 63 i neodottori dei corsi triennali in biologia, biotecnologie, biologia molecolare e scienze naturali. Niente lancio di cappelli come per i laureati all'Università di Venezia, ma non sono mancati i fiori, le lacrime e di sicuro qualche goliardico e liberatorio calcio nel sedere. Alla cerimonia sono intervenuti il direttore di Dipartimento di Biologia Luigi Bubacco. La prolusione con tema la serendipità è stata tenuta dal professor Telmo Pievani. Ma ai neodottori e alle neodottoresse più di un incoraggiamento l'ha dato il rettore. Ma avete la responsabilità di portare la scienza nelle vostre attività, ma anche nella società. E sappiamo che la società è chiamata a un passo. Noi vogliamo una vita normale, proteggendo noi stessi e gli altri dal virus. E voi, da uomini e donne di scienza, avete la responsabilità di portare capillarmente la scienza, la nozione scientifica, l'autorevolezza della scienza, separare le bufale, le fake news, le paure immotivate da quello che invece la scienza ci insegna. E la scienza ci insegna che noi usciremo da questa pandemia quando saremo protetti. Restiamo a Padova per l'ennesimo deragliamento del tram. Incidente per il tram poco prima delle 9. Il serpentone blu infatti è deragliato nel tratto finale che collega Corso del Popolo con il piazzale della stazione, dove da lunedì il mezzo fa capolinea per permettere gli interventi di manutenzione sulla tratta nord del percorso. Nessuna conseguenza per i passeggeri che sono stati fatti salire su autobus sostitutivi. Pronti i mezzi di soccorso che hanno messo in carreggiata il mezzo in un paio d'ore.
Da una prima analisi del fatto sembra che l'autista non abbia rispettato il semaforo rosso in corrispondenza dello scambio. I sindacati contestano la ricostruzione. Non è che siccome è estate non bisogna occuparsi della manutenzione, non esiste solo la seconda linea del tram a cui pensare, dicono dall'ADL Cobas. Più severa l'UGL che in una nota scrive: il trasporto pubblico, tram compreso, deve essere alla massima efficienza, poiché gli autisti non possono essere subito incolpati di incidenti ancora prima della verifica delle dinamiche. Naturalmente riguardava, non è successa oggi questo deragliamento, le dichiarazioni dei sindacati riguardavano i fatti delle scorse ore del giorno scorso. Allora, restiamo in tema di trasporto pubblico, perché avevamo ricevuto molte segnalazioni, in questo caso da Bassano, per problemi con l'acquisto di biglietti degli autobus in zona stazione. Ne abbiamo parlato con il direttore di SVT, sentite cosa ci ha detto. Qualche giorno fa vi avevamo denunciato una situazione di disagio che si trovano a vivere i cittadini per l'acquisto di biglietti urbani ed extraurbani alla stazione centrale di Bassano. Abbiamo chiesto informazioni al direttore generale della società vicentina Trasporti. Per i casi più difficili avevamo pensato, ed era ben attivo, un sistema di vendita a bordo. L'utente che, non trovando aperto le rivendite, si trovava a dover viaggiare ugualmente, poteva salire a bordo e trovava l'autista che era in grado, con un piccolo sovrapprezzo, di vendergli il titolo di viaggio. Per via della pandemia da coronavirus, la vendita a bordo è stata sospesa fino a data da stabilirsi. Nonostante sia possibile acquistare il biglietto online, diventa difficile per chi non è pratico con la tecnologia, ma specialmente perché dover pagare un sovrapprezzo per l'acquisto se fatto a bordo? Esiste un programma dell'azienda che sta per attuarsi, verosimilmente nel corso dell'anno, inizio dell'anno prossimo. Installeremo un po' in tutte le zone più delicate del territorio dei sistemi di vendita con delle bigliettatrici elettroniche della più avanzata tecnologia. Nel nostro progetto è prevista un'installazione proprio in stazione a Bassano. Ci auguriamo che le biglietterie automatiche vengano installate al più presto possibile per evitare che l'acquisto possa essere più dispendioso. Le critiche dell'utenza noi non le prendiamo mai come critiche fini a se stesse, ma critiche finalizzate per crescere il servizio. Andiamo a Vicenza con la cronaca: minaccia la madre con la mazza da baseball. Urla, insulti, liti continue fino ad arrivare a minacciare l'anziana madre con una mazza da baseball. 47enne di Vicenza è stato allontanato d'urgenza dall'abitazione della donna. Gli agenti delle volanti della questura Berica sono intervenuti lunedì mattina nell'abitazione nel quartiere Ferrovieri, dopo che il 47enne al culmine della lite ha imbracciato la mazza minacciando di colpire la madre. La donna da tempo ospita quel figlio un po' borderline, con precedenti per abusi d'alcol, piccoli lavoretti all'attivo e un carattere violento. Aggressività che l'uomo ha manifestato anche contro gli agenti. Già in precedenza nei suoi confronti la questura ha emesso un provvedimento di ammonimento proprio per le continue liti, ed ora l'allontanamento. Un suo eventuale ritorno potrebbe costargli l'arresto. Andiamo a Ponte di Piave, dove la comunità si stringe attorno alla famiglia di Simone Perin, che avrebbe compiuto 18 anni fra pochi giorni e che invece è morto in un tragico incidente. Sì, era buono, sì. Ti trovavi bene con lui? Era buono e aveva una passione, quella per le moto. Lo descrivono così gli amici di sempre. Simone Perin, il 17enne strappato alla vita proprio da quella passione. Ieri pomeriggio, a seguito di un tragico incidente a Fontanelle, quando in sella al suo motorino ha tamponato un'auto ferma ad un semaforo temporaneo per lavori all'incrocio tra via Piave e via Santa Maria del Palù. Per lui non c'è stato nulla da fare. La violenza dell'urto sul lunotto posteriore dell'auto non ha lasciato scampo al giovane di Ponte di Piave, comunità che lo ricorda con parole piene di amicizia e di commozione, come Linda, vicini di casa, cresciuti insieme, tante gite, momenti condivisi con le famiglie. Oggi ripercorre i ricordi attraverso un album fotografico che li ritrae bambini. La mattina mi aspettava fuori casa e andavamo a prendere la corriera assieme. Era un ragazzo gentile, disponibile, alla mano. Tu ti trovavi bene con lui. Quando uscivi era sì, tranquillo. Appassionato di nuoto e pallamano, aveva concluso il 4º anno alla scuola superiore Obicidio Derzo, aveva cambiato istituto dopo i primi 3 anni frequentati al tecnico turistico Sansovino, e un pensiero commosso arriva anche da una delle sue ex professoresse, Camilla Bigliardi, coordinatrice del Sansovino. Simone è un allievo che non si può dimenticare, perché era un ragazzo
esuberante, curioso, molto vivace, uno la cui presenza faceva la differenza. Era un ragazzo cordiale, sempre sorridente, sempre di buon umore, ben voluto dai compagni. Compagni di classe che stanno organizzando una raccolta di pensieri e frasi da dedicargli. Intanto la comunità, i vicini di casa, i conoscenti, il sindaco che incontrerà i genitori in tardo pomeriggio si stringono nel cordoglio. Non riesco a trovare le parole, perché non doveva succedere. Un bravissimo ragazzo, simpatico, volenteroso, che naturalmente di quelli che ancora adesso ci sono pochi che aiutano a casa. La comunità si stringe vicino alla famiglia di Simone ed è in una situazione, in un dramma così importante che ha coinvolto la comunità di Ponte di Piave. Davvero il cordoglio da parte mia personale e di tutta l'amministrazione comunale a tutta quanta la famiglia di Simone. Torniamo a Padova per una maratona molto positiva. 7 trapianti di organi, polmoni, cuore, reni e pancreas in sole 36 ore. Li ha eseguiti l'ospedale dell'Università di Padova tra sabato 17 e domenica 18 luglio. Una maratona trapiantologica che ha visto impegnati in tutto 120 operatori sanitari di diverse equipe e specialità. Anestesisti e chirurghi, oltre ai molti infermieri, operatori sanitari e tecnici. Questi 7 trapianti potrebbero rappresentare un record per la medicina padovana, ma a chi ha coordinato forze e strutture questo interessa poco. Il problema è andare avanti, dare ovviamente possibilità a questi malati di star meglio, portarli se possibile alla guarigione. Il trapianto significa questo, quindi tutto il percorso della donazione ha questo significato. Per cui voglio dire, non è in mia memoria che ci siano state altre situazioni analoghe. Magari ci sono state, però non è questo per noi importante. L'importante è aver raggiunto un grande risultato. Un trapianto di cuore, 2 di polmone e 2 di fegato, un trapianto rene-pancreas e 1 di rene. 7 le persone che hanno ricevuto un organo sano, 6 sono italiane e 1 no. Hanno dai 35 ai 66 anni e al momento sono sotto stretta osservazione clinica. Grazie a un anonimo dono, la loro vita cambierà in meglio. Cambiamo ancora argomento, cambiamo anche zona, andiamo a Belluno e parliamo di evoluzione digitale nella pubblica amministrazione. I dipendenti dei comuni di prima e seconda fascia, oltre che dell'amministrazione provinciale da un lato, dall'altro gli enti attuatori del progetto di innovazione digitale nella pubblica amministrazione coordinati dal Centro Studi Bellunese. In mezzo un progetto formativo sulla transizione digitale, percorso pressoché obbligato per il funzionamento degli uffici pubblici durante la pandemia, che però non può ignorare il gap infrastrutturale con cui il territorio bellunese deve fare i conti. Questo è una doppia, diciamo così, filone che noi dobbiamo cercare di sviluppare. Da un lato dare gli strumenti alla pubblica amministrazione affinché sia al passo con i tempi, possa cercare di inserirsi in un contesto di smart working e di digitalizzazione. Dall'altro quella che dobbiamo lavorare sul dare la possibilità a tutti gli edifici pubblici di poter agire con la fibra ottica e in condizioni da poter garantire questo servizio. Perché il problema, da qualsiasi parte lo si guardi, attiene ai collegamenti della rete tecnologica che non offrono parità di condizioni rispetto alla pianura. Su questo bisogna lavorare per consentire la continuità del lavoro agile che ha preso piede in pandemia. I corsi offerti ai dipendenti pubblici finanziati dai fondi dei comuni di confine hanno toccato i temi della semplificazione, della corruzione e l'uso dei social media per la comunicazione diretta ai cittadini. La spinta propulsiva all'iniziativa è stata data da Confindustria, che con Digital Innovation Hub si è posta l'obiettivo della trasformazione digitale delle imprese e della pubblica amministrazione. Dobbiamo già immaginarci la fase 2 del progetto, che è quella di far entrare il nostro Digital Innovation Hub in una rete più ampia, in modo da offrire maggiori opportunità alle imprese e al territorio per favorire appunto la trasformazione tecnologica. Il lavoro in rete è già iniziato con il Friuli Venezia Giulia. In provincia di Belluno si sta pensando a un laboratorio che possa far testare alle imprese e agli studenti una nuova tecnologia che verosimilmente sarà quella della sensoristica avanzata. Ora andiamo a Vicenza per vedere che cosa succede in città quest'estate, una città che non ha intenzione di chiudere. Metà luglio, l'estate è già nel suo fulgore. Un tempo svuotava piazze, strade e locali. Un tempo prima della pandemia. Oggi, tra il timore della variante Delta e l'incertezza sul futuro immediato, i vicentini preferiscono rimanere in città, alternando brevi vacanze.
Di solito appunto Vicenza in estate non è molto piena di gente, ecco, c'è poco giro, però sembra appunto ci sia un po' più di gente per le strade anche insomma in giro. Durante il fine settimana sono in vacanza i vicentini, però durante la settimana vedo che stanno tornando anche i vecchi clienti che avevamo, quindi sì, si sta un po' animando, diciamo. E così anche la città del Palladio con le sue attività commerciali non chiude, di cartelli con scritto chiuso per ferie per il momento non se ne contano. Corso Fogazzaro, le piazze e le vie limitrofe vedono un discreto via vai di vicentini sia di giorno e ancor più la sera con il fresco, ma soprattutto a tornare sono i turisti che tra una visita e l'altra rianimano gelaterie, bar e ristoranti. In questi ultimi giorni diciamo che si sta un po' movimentando, qualche cliente tedesco, svizzero, soprattutto quando c'erano gli europei diciamo che c'è stato un po' di movimento. C'è abbastanza movimento, cioè ci sono anche abbastanza turisti, e soprattutto francesi o comunque di lingua francese. Ci sono molti italiani che magari vengono dalle regioni limitrofe, quindi dalla Lombardia, dall'Emilia, magari per fare i weekend, per fare qualche giorno. E c'è anche gente locale che magari il fine settimana si muove, quindi insomma si torna a lavorare. Sì, per quello sì. La città funziona, sta funzionando, siamo abbastanza contenti perché comunque gente ce n'è. Questo sì. Insomma, quest'estate sembra scivolare via il momento senza troppi scossoni e con le attività economiche che si stanno risollevando. L'unica incertezza resta l'autunno, ma ci sono grandi aspettative sulla città. Queste notizie di eventuali prossime chiusure o quant'altro è tutto da valutare e vedere giorno per giorno. Certo sì che comunque anche l'amministrazione sta già facendo degli eventi, ha già creato degli eventi e manifestazioni che da settembre in poi coinvolgeranno la città. Adesso parliamo di truffe online. Con l'avvento dell'emergenza coronavirus sono un po' cambiate le modalità di vendita, di compravendita. Tantissime persone fanno shopping online, alcuni mettono anche in vendita degli oggetti. Può sembrare più comodo, ma ovviamente ci sono sempre i rischi legati a delinquenti malintenzionati, persone molto esperte del settore, e poi insomma i danni sono sempre importanti. Siamo riusciti a intervistare una vittima di una truffa online. Preferisce non farsi riprendere dalle telecamere, ma ci racconta per filo e per segno quello che è accaduto. Lo fa per evitare che altre persone finiscano nella stessa trappola. In pratica il giovane mette in vendita online un oggetto per il quale chiede 250 euro. Ad un tratto arriva al suo cellulare una chiamata. Voleva subito concludere l'affare e allora insistendo gli ho detto guarda, ho 5 minuti di tempo, possiamo farlo. Il truffatore chiede al ragazzo di recarsi in un postamat e di inserire il suo bancomat, poi gli detta alcune operazioni. La trappola è già scattata. Io ho appena inserito il mio bancomat, mi ha chiesto di inserire dei codici, io li ho inseriti non sapendo appunto cosa andavo a fare perché per me era la prima volta, e dopo 10 secondi mi è venuto fuori un tagliandino con scritto hai effettuato un addebito presso una ricarica postpay. In quel momento al giovane viene più di qualche dubbio e prende tempo, ma il truffatore insiste. Mi ha richiamato richiedendomi di fare la stessa operazione e gli ho detto no, guarda, il postamat si è ritirato il mio bancomat, non posso più fare l'operazione. Quindi il giovane controlla ed effettivamente nel suo conto corrente mancano i 250 euro, ma non è finita perché l'uomo dall'altra parte del telefono continua ad insistere dicendo che lo sa benissimo che il giovane ha il suo bancomat in mano, insomma lo sta controllando. Andando a fare denuncia questa mattina ho avuto la conferma da parte della questura che mi dicevano che questo tipo è riuscito ad entrare sul portale della vigilanza delle poste e mi ha controllato. Al giovane non è rimasto che sporgere denuncia. Fidatevi di chi potete fidarvi e quando trovate gente del genere non andate avanti con i discorsi, chiudete subito. Quindi massima attenzione, a maggior ragione in questo periodo in cui insomma la situazione può sempre rivelarsi pericolosa. Chiudiamo il nostro telegiornale con l'ennesima predazione, in questo caso non è proprio tecnicamente una predazione ai danni di chi sta facendo al peggio nell'altopiano dei 7 comuni. Possiamo vedere questa foto grazie alla regia di Renzo Rigon, sono le vacche di Malga Mazze Inferiori sul
Monte Corno, nell'area del Monte Corno già colpito una decina di giorni fa da una tromba d'aria che ha devastato Malga Granezza, è ancora chiusa, è ancora a pezzi, e in questo caso invece i lupi per la prima volta sono andati a far danni in quell'area. 2 animali sono morti, uno ne si vede una parte emergere dall'acqua, una manza giovane è annegata in questo stagno, in questo laghetto utilizzato per abbeverare le mucche al pascolo. L'altra si è incastrata con la testa in un buco nel tentativo di scappare ed è stata sbranata dagli animali selvatici. Ne parliamo questa sera nei nostri telegiornali, perché quello delle predazioni in altopiano è un tema che seguiamo molto da vicino. Ci arrivano continue segnalazioni, una situazione che davvero sta iniziando a preoccupare non solo gli allevatori. Questa era l'ultima notizia del nostro Focus TG. Ringraziamo Renzo Rigon in regia, ringraziamo tutti voi per essere stati con noi durante questa ora e mezza di informazione. Vi ricordiamo che domani alle 12:30 c'è la conferenza stampa del presidente Luca Zaia. Vi ricordiamo che oggi invece si parlerà di Green Pass. Alle 5 è previsto il Consiglio dei Ministri, prima la cabina di regia. Entro sera il Premier Draghi ci darà informazioni precise, si spera, su quello che ci aspetta con il Green Pass. Tutto il resto ve lo raccontiamo noi. Buona giornata.